24 ore su 24. Le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com, e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale. Si è tenuta questa mattina presso il Polo Zanotto l'inaugurazione dell'anno accademico 2011-2012 dell'Università di Verona. Non sono mancate le contestazioni, qualche piccolo scontro tra le forze dell'ordine e dei manifestanti, ma alla fine tutto è proseguito liscio come l'olio. A fare gli onori di casa il rettore Alessandro Mazzucco, il quale ha tracciato un bilancio dell'anno appena trascorso e del suo mandato, seguito poi dall'intervento del ministro Francesco Profumo e del sindaco di Verona Flavio Tosi. All'inaugurazione, alla presenza di tutte le più alte cariche politiche ed istituzionali di Verona, Mazzucco si è poi soffermato sugli scenari futuri alla luce delle trasformazioni che l'Ateneo affronterà in seguito alla riforma universitaria. Ci dobbiamo preparare ad una nuova stagione con una serie di appuntamenti fondamentali, sia sul versante finanziario. È stata introdotta la contabilità economico-patrimoniale, ma soprattutto l'obbligo del pareggio di bilancio, che non è cosa da poco. Dobbiamo conoscere le nostre risorse in una dimensione pluriennale, dobbiamo fare programmazione. Nel Veneto dei primati turistici, la prima delle attrattive è costituita dagli oltre 100 km di spiagge di sabbia finissima e attrezzate da ogni punto di vista. Lo scorso anno questo segmento ha calamitato 3.875.000 ospiti, il 5,2% in più dell'anno precedente, dei quali 2.391.000 stranieri, principalmente tedeschi, che hanno generato un più 2,6% di pernottamenti. I dati provengono da una nota diffusa dalla giunta regionale. Le spiagge sono e restano un tema di grande importanza per l'economia turistica regionale, ha affermato l'assessore Marino Finozzi, che conservano e accrescono la loro capacità di richiamo, rincorse, ma non da vicino, dalle città d'arte. Distretto di pesca Alto Adriatico significa autonomia, iniziative specifiche, bandi per arresti definitivi, significa in sostanza una pesca rapportata alle esigenze del nostro mare e dei pescatori. Lo ha sottolineato l'assessore alla pesca del Veneto Franco Manzato, incontrando le associazioni di categoria per informarle del confronto e dei risultati raggiunti nella riunione specifica con il ministro delle politiche agricole Mario Catania. Sono stati raggiunti i primi importanti obiettivi, ha detto in sostanza l'assessore, che puntano a migliorare concretamente l'attività dei pescatori. Nei prossimi giorni i lavori saranno orientati alla realizzazione del distretto per far sì che a marzo sia già operativo, come da scaletta suggerita dallo stesso ministro. Il sole, finalmente splendente dopo giornate di freddo e la giornata prefestiva, hanno richiamato numerosi turisti a Venezia per la festa del Carnevale 2012, che da sabato è entrata nel vivo. La Polizia Municipale, sulla base delle prime rilevazioni, ha stimato che nel weekend siano giunte a Venezia oltre 100.000 persone, che si sommano agli ospiti già presenti in alberghi e pensioni della città. Le rilevazioni si basano sugli ingressi di auto e pullman ai varchi ZTL e ai parcheggi del tronchetto Piazzale Roma e Punta Sabbioni. Circa 10.000 biglietti obliterati agli imbarchi dei vaporetti. Il momento topico è stata la festa in Piazza San Marco, con tanto di bombe e di coriandoli dalla Basilica di San Marco per salutare i turisti. Una frode fiscale da 10 milioni di euro è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Bassano del Grappa, che ha eseguito tra il Veneto, la Lombardia e il Lazio 5 arresti e oltre 50 perquisizioni. Il blitz contro il sodalizio criminale, specializzato in frodi fiscali mediante l'emissione e l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, ha visto coinvolte anche altre 6 persone e il sequestro di beni immobili per un valore di 1 milione di euro. Le indagini hanno consentito ai finanzieri di accertare che un indagato, avvalendosi di 3 società di comodo prive di strutture operative, emetteva fatture per operazioni inesistenti a favore di numerose aziende con l'unico scopo di permettere a queste ultime di evadere le imposte sui redditi e l'IVA.
Affari sul web, immobiliare a portata di click. Grazie ad internet, chiunque cerchi informazioni sulla gestione delle proprietà oggi lo può fare risparmiando tempo e denaro. Tutti i particolari su Industria e Finanza. Ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale.